Buongiorno ragazzo, allora stavo montando questo video, difatti questo è il Singano del futuro che tramite video entrerà nel Singano, cioè un casino, una roba incredibile. Ti devo precisare delle cose e rovinarne altre, si dice spoilerare, ossia dire la fine, cioè predire il futuro. Allora, prima le cose importanti, il CP sta benissimo, ha passato delle cose gravissime, però... Guarda, vedrai nelle prossime puntate un intervento estremo e è qua con me, è viva. Però non anticipo altro. Intanto il CP sta bene, è fuori pericolo. Punto 1. Punto 2, io non riesco a capire. Allora, nel lavoro non mi è mai successo di perdere nulla, di sbagliare nulla. Veramente, adesso non vorrei cagare fuori dal vaso, però voglio dire, l'informatica è il mio pane da quando ero bambino. Io non riesco a capire che cazzo c'è con le puntine del mondo che continua a perdere video di continuo. Cosa succede? La sera prima dei video che vedrai, Marco si era impaltanato lì in Sardegna e quindi lo abbiamo legato a pulmin, poi con le corde e tutto quanto, l'abbiamo tirato fuori. È stata una bella esperienza, una roba da Maro Montenegro, no? Sai, qui portea il cavallo su e su in montagna con l'elicottero e dopo si imbriaga a merda, una roba del genere. E ogni scusa è buona per imbriagarsi a merda, sì lo so, no, a parte questo. Niente, quello è stato perso e successivamente sono stati persi anche i successivi 3 giorni, ossia la partenza, per carità comunque era un'esperienza divertente, traghetto, vabbè, per carità pazienza, e poi anche l'ultimo giorno di Toscana che siamo andati a mangiare delle cose fantastiche in un posto fantastico e anche quello... È stato perso tutto, quindi un 4 giorni di video sono inspiegabilmente, e questo è il problema, inspiegabilmente ogni volta persi. Non so cosa dire, cioè, un po' anche mi demotiva, però ormai cos'è la quinta volta che si perdono i video, quindi vabbè, andiamo avanti. Oh, finalmente la prima spiaggia decente. Cosa miseria, ciao! Oh, che bello! 3, 2, 1, non ho portato la maschera. Bene, così andrò via contento dalla Sardegna, porca puttana. Acqua celeste, piscinesca e trasparente. Vedi i piedi del Francesco? Sì, li vedi? Perché? Vorrei notare vorrei dire una cosa. In questa spiaggia l'ho proposta io e la Marilena. Beh, cosa c'entra? La comodità, Marco, se c'era brutto era brutta anche questa. E chi ha detto? Non è che... adesso. Ma che lo dici? Ma non vediamo culo. Come per dire... te compri, non so, il McDonald's era buono, l'ho scelto mica, mi ha fatto te il panetta, cioè. Aspetta, scusa se ti interrompo, ma volevo dire al pubblico ciò che abbiamo notato, che facciamo in acqua perlomeno gli stessi ragionamenti, abbiamo gli stessi comportamenti e facciamo le stesse cose dei bambini di 6 anni qua in parte. Lui ha 40, me 50. Bene, noi adesso andiamo su solo per il gusto di ritornare dentro in acqua, cioè per tornare 2 volte in acqua, non so se è una roba psicologica, non è per tutti. L'amore non paga la bolletta, se ci pensi il desiderio è una strada voglia stretta, come diceva il vecchio Bob, no woman non cry, è un gigolò che se enamora, ya no puede trabajar. Del amor que se bebe y se fuma no vas a escapar. El amor que se asienta y consuma te va a condenar. Al calor de una vela ragazza si apaga la luz. Minchia, guarda quello dove è venuto a fare la van life. È un po' quello che voleva fare Marco ieri sera, solo che qualcosa nella van life è andato storto. Queste le cose belle della vita, perché io gli ho detto Marco guarda, tranquillo che al 1000% ti tiriamo fuori, ce siamo in tanti, al massimo bastava trovare una corda, le corde fatte a caso ce le avevamo, ce le aveva la Marilena, quindi basta, tanto mi sto facendo il buco fotografico come le teenager.
se necesita un po' di calma. En este mundo y en mi alma Guantanamera de 20 años, que donde toca me hace daño. El sexo non paga la cerveza. Io non c'ho una lira in tasca, quiero un euro por favor. Occhio che merda di uomo, pur di non darmi soddisfazioni cosa fa, stai attento. Che merda di uomo, Dio. Del amor que se bebe y se fuma no vas a escapar. El amor que se asienta y consuma te va a condenar. Al calor de una vela ragazza se apaga la luz. Se complica la vida quando arriva. Ciao scusa, che lavoro fai per poterti permettere questo costume? Faccio il van lifer. Ah, grazie, ciao. La cuenta Non riesco a fare la van life perché i clienti mi chiamano, devo tornare fuori a rispondere. Mi ho fatto sentirlo, mi hanno detto che c'era il telefono che suonava, non l'ho detto. Vabbè ragazzi, pensa che Cala Banana non è una delle più belle spiagge. E guarda, nonostante ciò, che figata, no? Perché il mare così dovrebbe essere in tutta la Sardegna, a Troia. Che culo che c'è sta giornata qua ragazzo. Così, cioè c'è nuvolo. Ok, così lei sta tranquilla, non vedo neanche mosche nell'aria, perfetto. Sono nel parcheggio del supermercato, primo perché mi sono pinzato l'aperitivo e secondo, cazzo, vai in pasticceria ti fai un aperitivo di quelli che metà fa basta. Secondo perché sono qua a 10 metri dal veterinario, quindi adesso quando è ora mi alzo e la prendo e la porto a casa. Franca in CP. Ah, che contento sto CP. Ah, come siamo contenti. Cara. Sai CP? Mi ricordi la storia di Frankenweenie, che fu un cortometraggio della Pixar diretto da Tim Burton? Mi pare la prima volta fu sotto forma di film, gli fu censurato dalla Disney perché non c'era ancora la moda, no? Tipo la sposa cadavere, Nightmare Before Christmas e quelle cose lì. Mamma mia che mal di testa. E insomma la storia di questo bambino che era affezionato di questo Bull Terrier e questo Bull Terrier gli andò sotto un'auto giocando e morì lì. E il bambino disperato non si diede per sconfitto, cioè non accettò la morte, no? Come io non accettai la morte del CP, e quindi provai come lui provò, come me, a fare questo tentativo di ingannare il Dio che in realtà è la natura. Però secondo me il CP, non lo so, ingannare la natura non lo so, perché nell'evoluzione delle specie dopo milioni di anni è nata tipo la saliva, la lingua che serviva per ripararsi dalle ferite e tutte quelle cose, quindi questi sistemi, questi meccanismi di autodifesa. Quindi in fondo non è il nostro cervello, la nostra conoscenza una parte dell'evoluzione per quanto riguarda il meccanismo di autodifesa e di difesa? Secondo me sì. Quindi CP, non siamo andati contro natura, siamo semplicemente evoluti, abbiamo acquisito la capacità, non dico di fregare la morte, ma di perdere un po' di tempo. È una sensazione molto strana che ho già provato in passato, però mi raccomando non sopravvalutarmi, ok? Quindi non riesco a descriverla, non ho tutte queste capacità dialettiche di descrivere ogni cosa, o meglio, prima devo ponderare bene, devo rifletterci, devo analizzare, devo scandire e dopo forse riesco a spiegare agli altri, perché sta roba non me la so spiegare, so solo che è piacevolissima, forse un po', no vabbè che esempio del cazzo, volevo dire tipo il primo temporale estivo che ti toglie l'afa, ma no, è un esempio proprio di merda. Comunque quella cosa di quando tipo passa una disgrazia, oppure credi che sia una disgrazia, in realtà no, una roba del genere. Ok, sono andato a trovare la nonna, l'avevo tenuta sotto sorveglianza con quello, ho visto che si è mossa, sono corso qua, ho detto Pedeno che non si toglie i punti perché la lascio un po' libera,
ho fatto il fiatone per la corsa. Poi di no, per la notte le ho preso anche, come si chiama, una tutina post operatoria per non grattarsi via le cose. Comunque sta da Dio, c'è l'umidificatore, il clima, temperatura perfettissima e basta. Adesso stiamo qua, lavoro e varie. Se io devo andare via appunto cono sempre su, in ogni caso tutina, e se devo andare appunto devo farmi vedere, non so se l'ho detto, in ospedale c'è una specie di qualcosa che è andato dentro la mano da un paio di mesi, un mese, e fa un po' infezione interna, quindi da tagliare la mano e toglierla via. E poi CP cosa devo fare? Ah sì, è andato un cliente a Marti. Nel frattempo mi diletto a montare la nuova carrega. Se non sai cos'è una catrega o carega, cerca su internet, sull'internet, Aldo, Giovanni e Giacomo Cadrega. Oh Giusy, mangi qualcosa con noi? No, sono stracca, voglio leggere. Buonanotte. Buonanotte. Ora Tusa, lavora tanto, è sempre stracca. Eh sì, continuiamo a cantare comunque. Dacci dentro Gino, Oh, dai. La bella lava al fosso, ravanere, mulas, barbabietto, le spinas, da che l'altero, da che l'altero. La bella lava al fosso a reseta, la mossa a reseta, la reseta. Mica giornata! 2 transilvani leghisti! Da che l'altero, da che l'altero. E da che la resenta, che borla giolane, che borla giolane, che dos. Al cielo, ravanere, mulas, barbabietto, le spinazze, da che l'altero, da che l'altero. Forza della natura! A noi! Che dolore! A me non mi convince mica, né Michele. In effetti. Avremmo fatto bene a portarlo dentro. Ma, con tutta la brutta gente che c'è in giro, sai. Bravo, guarda gli zigomi come sono bassi. Sono proprio bassi, eh. Sì, ma l'hai vista la calotta cranica? Esatto, proprio... bravo. Per non parlare del bulbo lì oculare tutto sparato. Ma va in che fuori. mandibola che c'ha, E dai. i denti! Michele, guarda i denti! Ti dico io una cosa. No, non dirla, Gino. Invece non te la dirla. dico proprio, che lì, è un terun. Un terun. Sì. Terun. Sicuro come l'oro. Ma che si sveglia, buon uomo, allora? Tutto a posto, Cos'è successo? Insomma. Vuole un bel cognacchino magari, per tirarsi Magari su? uno zibib. Uno? Per catamiarmi meglio. Poi che dialetto è che parla, che schifo? Così, Bibbo. Cosa l'è sta roba qui? Bah. Piuttosto Ciccio, te come ti chiami? Ci presentiamo. Sì, perché io sono Michele, lui Io sono Gino. Gino, lei? Brambilla. Bella, e di nome? Brambilla Fumagalli. Senti un po', Brambilla Fumagalli, da che parti vieni tu, Da un cantone da qua dei Parage. Parage. Come si dice? Parage. Un po' più giù della Francia. Oh, Santa Polenta, che botto che gu preso. Oh mia bella Madonnina, che botto che gu preso. Questo qua mi convince proprio poco. Anche a me. Facciamoci l'inganno della cadrega. Bravo, Gino. Vai a prendere la cadrega, te intanto io. Sei scaltro come una faina. Bravo. Dottore, lì, Brambilla. Venga, si accomodi pure. Si serva, prenda pure una cadrega. Una cadrega non si rifiuta nessuno. Ragionier Fumagalli, prego, si accomodi. Bella cadreghina, Sì. Prego. Fumagalli, La Catrec. Catrec. Buona questa Catrec. Ah, la mela sarebbe la cadrega. La cadrega è la sedia. Caro il mio bel ragioniere. Stavi proprio dicendo che è buona stagionatura questa Catrec di fai.
quando un torna a casa vorrei mettere sempre un bel culo su una bella cadrega. Come? E devi andare in bagno. Sempre per il discorso che il tutto è soggettivo, io con queste sedie svedesi le ho provate in varie inclinazioni, mi trovo malissimo, mi fa male o le ginocchia o la schiena, niente da fare, però è una cosa che è difficile far capire alla gente. Io sto notando che nelle mie relazioni, amici eccetera, la cosa più difficile è far capire agli altri la propria soggettività, perché se io dico tipo a me fa schifo sta roba o mi fa schifo tipo la Sardegna eccetera, la gente mi salta addosso, la trovo una cosa irrispettosa. Cioè, ripeto, ho amici magari un po' froci, gli dice a me piace il pene, dico va bene, a me per niente non piace, però se a te piace, cioè ognuno ha i suoi gusti, capisci? E a me sta roba qua fa cagare, cioè è una cagata pazzesca, appunto, è bella solo che esteticamente. Calma, solito discorso, ricapitoliamo, rewind, a rallenti, a rallentatore. Per me, per la mia vita, per il mio modo di sedermi, per il mio corpo, eccetera, 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 è un'immensa cagata. Poi, in generale, per gli altri, sicuramente sarà una sedia rivoluzionaria, ma per me è una cagata pazzesca. Oddio, io ero stanco, però domani devo anche lavorare, mi tocca montarla adesso. Allora, digli, siccome noi siamo bravi, non ci togliamo i punti, fino a quando c'è il parone, tra parentesi Singano chiuso parone, si sta senza cornetto, perché tanto sono qua, la tengo a vista per sicurezza, però il capottino, quello chirurgico, sì, quello sì lo teniamo. Il deficiente mi è saltata, ha fatto i 3 gradini, davvero, mamma mia. Taci che non si sono aperti i punti, se ne hanno aperti 2 prima, ma taci non se ne sono aperti altri, porca puttana, io faccio di tutto per prenderla bene eccetera, e questa mi salta i 3 gradini, ma vaffanculo. E ovviamente ha ruzzolato dopo. CP, non hai più 2 anni, mannaggia, porca miseria, bisogna stare attenti veramente, placarla, se no sta qua si tuffa, Dio caro. Ok, approvata, comodissima, costa una monata su Amazon e soprattutto qua è tela traspirante, quindi è ottima anche per l'estate. Le ruote corrono un casino, è abbassata, cioè esteticamente forse la più bella l'altra, forse è una questione anche di abitudine, e abbassata ci entra perfettamente sotto lì. I heard she sang a good song, I heard she had a style, and so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me in all my dark despair.
And then she looked right through me as if I wasn't there. But she was there, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song.